Sai, occorrerebbe capire qual è la percezione popolare, generale, penso al mio amico Bond di Canova. Uno vede delle belle sculture, pensa al mondo classico, pensa a qualcosa che è idealizzazione. Per capire bene cosa vuol dire, forse affiancarlo a un pittore della realtà che è proprio in un rapporto diretto con la vita può essere utile. E allora l'idea di Caravaggio e l'idea di Canova si mettono a confronto e consentono di capire meglio l'uno e l'altro. L'uno è l'artista dell'ideale, l'altro è il pittore della realtà. Tra l'altro in questo momento sembra che Canova guardi il dolore che esprime Caravaggio con una volontà di andare un po' più avanti rispetto alla sua misura distaccata, alla sua idea di una bellezza ideale. E quindi il confronto è particolarmente efficace, oltretutto sostenuto anche dal bozzetto meraviglioso, come non finito, che abbiamo messo insieme al gesso e che si trova in dialogo con il dipinto di Caravaggio, che è una delle sue opere più disperate e tragiche. Nel XXI secolo la Maddalena continua a provocare gli artisti o se la sono dimenticata? No, è la donna nel suo tormento, nella paura di aver perso tutto, l'unico uomo che ha sentito di amare che era Cristo, e quindi è l'immagine del dolore. Ci prepariamo al 2022, direttrice, oggi si inaugura una grande mostra, la presenza del professor Sgarbi, un grande orgoglio per Possagno e per il suo museo. Certo. Il professor Sgarbi sempre presente con noi, presidente di Fondazione Canova, curatore della mostra Maddalena tra Caravaggio e Canova. Questo bellissimo dialogo tra i due artisti, un'espressione pittorica e un'espressione scultorea dove però ci sono questi punti di convergenza, questo dolore, questo pathos, ma anche questa sensualità che entrambi gli artisti esprimono e ci emozionano. Sindaco, il professor Sgarbi ha detto: innalzeremo nel 2022 un nuovo tempio a Canova e quindi ancora una volta Possagno al centro della scena della cultura dell'Alta Marca Trevigiana, e non solo, in dialogo questa volta Canova con il Caravaggio. Sì, ringrazio ovviamente Vittorio Sgarbi che ha voluto questa mostra fortemente, ha voluto essere qui oggi nonostante le sue condizioni non proprio ottimali, però questo dimostra la sua forza, la sua voglia, la volontà proprio che ha di creare qui a Possagno, ma a Possagno per tutto il territorio della nostra Marca, ma del Veneto stesso, un punto focale per il 2022, un elemento iniziale per le celebrazioni che possono portarci al 2022 in quel modo corretto di celebrare Canova, in quel modo che Canova merita per i suoi 200 anni. Ripeto, Canova, come l'ho detto prima, Canova è nato a Possagno, Canova è un orgoglio veneto, Canova è un'eccellenza italiana, ma Canova è del mondo. Quindi sicuramente il dialogo con il territorio, sicuramente con Bassano, con Treviso, con Venezia, con Cartigliano, ma con tutti coloro che vorranno celebrare Canova assieme a noi nel 2022. Assessore, finalmente la cultura è ripartita anche in Veneto, oggi siamo qui a Possagno in questa splendida location, ma sono tante le iniziative in tutta la regione Veneto. Sì, un momento significativo, importante, che dà un grande segnale di fiducia verso il futuro. Il settore culturale è quello che ha più sofferto insieme al turismo, è un settore che per sua natura presuppone la socialità, la relazione tra le persone, ed è anche un volano formidabile per lo sviluppo, la conoscenza e la valorizzazione non solo delle nostre bellezze architettoniche monumentali, ma anche dei territori stessi e di tutte le attività commerciali. Ragione per cui un evento come questo per noi rappresenta, da un punto di vista oltre che di fatto anche simbolico, una situazione ed un momento di assoluta importanza. Noi vogliamo che la nostra cultura riparta e che sia quel volano veramente per dare una grande ripresa a tutto il sistema veneto.